Vabbè, buonasera, buonasera, salve, uè, ma come ti sei fatto bello? Dove che più fresco, dove che più... Ma che sei cresciuto, sai? Ti vedo un poco più ringiovanito, o sbaglio? No, sono Kimbe che manco un cazzo, secondo me. Allora, io lo so che state tutti qua perché volete consigli da Carolina, perché sono una donna piena di esperienza, no? Ovviamente con una vita come la mia, che ho fatto tanti chili, i chili di scorso, no? Quindi ovviamente vi posso consigliare, vi posso consigliare, benvenuti in questo nuovo video dove Carolina vi dà i consigli senza problemi. Partiamo subito con alla prima pezione che ci ha fatto una domanda. Ho 13 anni, l'altro ieri è successo con la mia crush, consiglio. Rileggiamo, ho 13 anni, l'altro ieri è successo con la mia crush, consiglio. Spacci, ma che vuol dire crush? Successo. Ho 13 anni, l'altro ieri... Allora, analizziamo questa domanda. Ten 13 anni, l'altro ieri è successo. È successo con la mia crush. La crush mo oggigiorno fosse innamorata. Consiglio. Cioè tu tieni 13 anni, hai fatto ya però, ma come si fa però? Ma che oggigiorno, ma che te ne do fuoco a culo tenete? Fatemi capire che andate di fretta a fare queste cose, 13 anni. E noi a 13 anni passavo con Barbie indipendente in dopo un mini che aspettavo a che anni che mi veniva a pigliare perché poi era fisso a casa a fare spesa, tornava, voi già pensate a fare, ya però. Oggi Gianni si cresce in un modo esagerato. Che ti posso dire? Consigli? Ma quale consiglio trovare? Tu già prima lo fai e poi lo consigli, fammi capire. Ho 100 euro, che me ne già fa? Dammela a me, quale problema? Cioè oggi già non mica si fa problemi. Io poi tengo spazio a casa, sai, comunque, se attenzione non ti serve, no, dammela a me, un pochino, non ti preoccupare, ci stanno problemi. Carolina, come faccio ad andare in bagno senza stitichezza? Cosa mi devo mangiare? 3 casche di banane. Quale banana? La banana da stregno! Che parolaccia a me, poi sono sempre di che parolaccia. E banane ti stringono il culo, capito? Te lo stringono. Stringono le banane, non va bene, ok? Quindi devi capire un po' sta cosa. Non va bene quando tu mangi la banana e dopo vai ancora più stitica. Così diceva nonna mia, le banane stringono tanto, non si devono mangiare. Ah, tu mangi un casco di banana. Per la stitichezza tu fai un po' di protosino, fai un protosino. Un po' di protosino, secondo me può funzionare con un po' di olio. Va bene, quello mi faceva la mia nonna quando era neonato, uscì a fuoco a conna. Un protosino può funzionare, va bene, può funzionare. Oppure ti pigliano bene tu piri latte, 3 tazze di caffè, faccio che cagata da fai. Sto conoscendo un ragazzo ma è tirchio, molto tirchio. Come faccio per mandarlo a fanculo? Uè, è che è tanto difficile dire tutte queste motivazioni. Allora, tu ragazzo tirchio, tu che non spendi mai un euro per femmina, tu che sei proprio un pure chiuso, hai capito no? Che portassi la guaglione e poi non la porti mai a mangiare, gira annanzi a rete 5 euro di benzina e ti ritira a casa, non è per chiuso, ma che ma fa? E me tengo un gioiello alle famiglie, che? Trasci la macchina con te, o volessimo senza ne. Cazzo è sto? Mi sto innamorando di un sacco di ragazzi. Ah, c'è due cazzo, dai, te l'amore che spuzzo tutto parte. Mi sto innamorando di un sacco di ragazze. Come devo fare per una sola? Non ti devi innamorare di un sacco di ragazzi. Come fai? Cioè, tu virai una voglio, ma sei innamorato. Virai tu, ma sei innamorato. Mi virai tu, ma che c'è cagato. Non si può fare 100 piedi in una scarpa, mica sono 1000 piedi, scusate. Tu devi innamorare di una sola. Tu la guardi, la vedi e tu te ne accorgi quando è l'amore della tua vita, no? Se no che poi mi fa? Cominciare così, bella buona, subito 1000 fidanzate, pure Brad Pitt è venuto. Carolina, qualche consiglio su che regalare al mio ragazzo per San Valentino? L'anno scorso, dopo una lunga relazione con il mio ex fidanzato, io veramente è stato difficile per noi perché avevo passato un anno sempre a litigare, sempre a litigare, sempre a litigare, sempre a litigare. È arrivato un momento per comunque per noi, per San Valentino, la festa degli innamorati, no? Dove tutto si può risolvere, dove ognuno può stare poi bene, ok? Quindi per risolvere tutti i problemi che ci sono in amore. Dopo un anno di lotte, di appiccichi, di pigliati capelli, di strassini, pilapietto, di tante litigate, litigiose, litigonate. E siamo arrivati a San Valentino.
il mio regalo, quello che a lui si presentò con un bel mazzo di fiori. Ricordo un mazzo di fiori, io da là, guarda i fiori, ma ha fatto, se tu guarda là. Io c'ho 7 corna. Sì, per risolvere proprio la situazione, proprio che ho scassato un caso, sempre stesso, facciamo sempre queste cose, sempre pizzicate, tu sei so geloso, so così, ma piace. A San Valentino preso ci fa 7 corna. Un qualcosa di originale che comunque non si usa spesso a San Valentino. Chi sa usa i fiori, chi vi basta perugini, mi sono fatto i corno. È un consiglio che è più che buono, magari se vuoi cambiare aria si può fare. Come farsi notare da una ragazza? Non ci vuole niente, perché io sono delle tattiche e strategie proprio per farti notare da una ragazza. Allora, tu vai vicino a essa, no, vai vicino, fai così. Ciao, che poi dice ciao pure se è educata cristiana. Ciao, tutto bene? Sì, tutto bene, cosa? Se sentirà parlare, tu dici come va? Che dici bene, te come va? Se proprio non ti nota, o se fai un rutto un pazzo, o fai un perito in culo. Poi vedi come ti nota dopo. Fatti scappare un per dire, vedi che come ti nota. Uè. E quello ti ha notato in questo caso, hai capito no? No, va bene. Carolina, ma brucio il culo, come già mettere? Beh, ti può mettere le pomate. Ci sono tante pomate, tipo ti metti le pomate, si possono mettere le pomate, ci sono tante pomatine. Poi dipende, devi mangiare un poco più sano. No, che ti mangiare, te le mangiare sano, non le masticare. Stai scemo, tu non una cosa buona. No, devi mangiare sano, non che ti piglia la cosa sana e tanti per mucco. Da fuoco. Devi mangiare, prendi la cosa, la mangia come si deve, ma devi mangiare le cose più per bene. Se no è normale che quando prendi un bagno fai un strunzo. Cioè tu fai un strunzo, no? Cioè tu sei strunzo. Hai capito, no? Cosa mi metto oggi? Mettete scuorna. Mettete scuorna. Carolina, come si febite? Tu praticamente, tu vai in bagno, no? Pure, soprattutto hai fatto là il bisogno grande. Vai in bagno, va. Così ti metti così, poi dipende pure i reti, dipende come ti trovi tu, come vuoi in coppa mezzo, diciamo. E ti metti, e ti cominci, diciamo, poi ovviamente prendi il sapone, o il sapone oppure il chili, perché nel mio intimo c'è il chili, nel tuo intimo sta la muffa, non so, ci vedi tu sei in ragnatelo, non lo so. Però comunque è semplicissima proprio, ti metti là in coppa, e ti fai a sciacquare, hai capito no? Allora Caroli mi sto stendendo con uno che mette le foto in cui sta solo con la Miranda e il reggiseno, che già fa? Non ci capi? Allora Caroli mi sto stendendo con una che mette le foto in cui sta solo con la Miranda. Con la Miranda e il reggiseno, che già fa? Miranda. Sta cristiana NASA. Scusa, fammi mettere la foto che sta con Miranda. Scusa, è una buona vogliono sta mirando, è una vogliono un poco così che ti dà fastidio. Scusa, ti stai sentendo con sta ragazza che mette foto con Miranda? Dici, scusa, ma a me mi dà fastidio di foto con sta compagna della toica. Ma che è sta Miranda? Miranda mutande e reggiseno. Si fa le foto così. Allora, era zoccola. Si stava sentendo con me. Poi mi ha detto che voleva la sua ex. Si trova malamente tutti chi? Si trova malamente. Non si torna mai indietro. Le ex sono ex. Ok? Si può socchiare, sono Excel. Carolina, come faccio a far innamorare una ragazza che mi piace tanto di me? Mi piace tanto di me. Ti piace tu sola? Carolina, come faccio a far innamorare una ragazza che mi piace tanto di me? Che mi piace tanto... Come faccio a fare... Spazio, scrivete però... Come faccio a far innamorare una ragazza che mi piace tanto di me? Come faccio a far innamorare di me una ragazza che mi piace tanto? E scrivete come si deve... Spostate le lettere vostre giusto. Allora, ti piace questa ragazza? La vuoi far innamorare? Devi dare il tuo cuore. Va bene? Se non c'è il cuore, metti una sacca. 2 secondi. Che shampoo, Carolina? Ma perché si nota la mia pulitona nei capelli? Si nota tanto? E io uso Dimension di 2,90 euro, 80 l'MD, quindi Dimension. Capelli lisci e morbidi anche dopo pranzo. Significa,
Carolio frate, va bene secondo te a già rau prima vazza appassionatamente, a rompere un mese di relazione. Uè. E tu hai aspettato un mese, fatti ragnatela un po'. Uè, e che ci fa? Appassionati, appassionati, nel senso perché comunque va bene secondo me, va bene. Cioè tu sono cose normali, le prime esperienze. Per oggi i consigli di Carolina terminano qua, mi devo anche io riposare perché comunque dopo tanti consigli e consigliamenti, consiglieri, devo andare via anche io. Spero di esservi stati utili, un bacione, spazio a voi, fate i bravi, non è che faccia cacà, sto cagando. Ciao.